Agenti della squadra mobile di Padova e il personale del gruppo forestale hanno sequestrato 2 siti destinati alla gestione illecita di rifiuti nei comuni di San Giorgio in Bosco, in provincia di Padova, e di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. I denunciati, un 68enne di Nove, sempre nel Vicentino, e un 28enne di Bassano del Grappa. L'indagine era stata avviata dopo alcuni furti di cavi e componentistiche di rame, ottone e ferro commessi in quest'ultimo anno ai danni di aziende delle province di Padova, Vicenza e Rovigo. Gli approfondimenti disposti dalla Procura di Padova hanno portato in particolare sulle tracce del 68enne titolare di un'impresa individuale operante a San Giorgio in Bosco. L'uomo acquistava il materiale metallico, soprattutto rame, da privati, senza averne l'autorizzazione per effettuare questo commercio e senza conservare traccia dell'acquisto. La merce veniva poi ceduta ad aziende terze per la definitiva fusione. In una legnaia sono stati inoltre trovati e sequestrati 68.000 euro in contanti. Anche nell'area di San Michele di Bassano del Grappa, di proprietà della madre del 28enne, sono stati trovati cumuli di rifiuti composti da scarti di caldaie, frigoriferi e congelatori. Per questo materiale i due sono stati denunciati anche per gestione non autorizzata di rifiuti.